Mister, verrebbe da dire finalmente si gioca, le chiedo come sta la squadra e quanta voglia avete di scendere in campo. Ma finalmente si gioca dopo un'estate un po' pazza, la squadra sta bene, non vediamo l'ora di scendere in campo perché è da troppo tempo che non si giocano partite ufficiali e quindi manca quell'adrenalina determinante per poter lavorare bene, per poter giocare in un certo modo e vivere le giornate in modo anche diverso, con la suspense, no? Della partita, del risultato. Abbiamo fatto un percorso interessante, siamo arrivati alla prima di campionato, e la squadra sta abbastanza bene, però poi, sai, il giudice supremo è sempre il terreno di gioco, dovremmo dirlo domani sera dopo la partita. Ecco, avete conosciuto il nome della vostra prima avversaria solamente 3 giorni fa, le chiedo se questo aumenta il livello della sfida del debutto di lunedì sera. Ma anche per gli avversari è uguale. Non è stato facile andare a recimolare notizie e andare a lavorare anche guardando un po' gli avversari, però abbiamo fatto un buon lavoro, lo staff si è comportato molto molto bene da questo punto di vista, quindi abbiamo avuto le informazioni necessarie. Dobbiamo stare attenti, è una squadra che comunque sta vivendo un momento importante della loro storia, è una squadra che sicuramente avrà entusiasmo e quindi è una partita assolutamente da attenzionare tantissimo. Che intella vedremo sotto il profilo degli uomini, del modulo, degli indisponibili? No, la squadra è quasi tutta al completo, quasi tutti disponibili a parte Martigno. Per il resto vedremo in campo, dovremmo cercare di fare gioco, di essere propositivi,